L'onorevole Pisano interviene sull'aeroporto di Agrigento, è una necessità. L'incremento delle presenze turistiche in Sicilia è un segnale forte e chiaro. La nostra isola è sempre più al centro dell'attenzione internazionale, tuttavia questo successo impone scelte strategiche per sostenere la crescita e migliorare la rete infrastrutturale, a partire dalla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento. L'onorevole Calogero Pisano, deputato agrigentino, commenta così i dati presentati dal presidente della regione Renato Schifani alla recente BIT di Milano. Secondo i numeri ufficiali, nel 2024, continua Pisano, la Sicilia ha registrato oltre 21,5 milioni di presenze turistiche, con un aumento del 4,2 rispetto all'anno precedente e un boom di visitatori stranieri pari all'11,1% in più. Questi dati, continua Pisano, dimostrano la bontà dell'azione dei governi nazionali e regionali e che il turismo è una risorsa strategica per la nostra Sicilia e in particolare per la provincia di Agrigento, che può vantare un attrattore unico come la Valle dei Templi, ma senza infrastrutture adeguate rischiamo di frenare il potenziale di crescita del nostro territorio. La realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, continua Pisano, non è più solo un'opportunità, ma una necessità concreta per sostenere e ampliare i flussi turistici. L'onorevole Pisano evidenzia come gli attuali scali siciliani facciano già fatica a reggere il traffico passeggeri, una situazione destinata a peggiorare con il previsto aumento dei flussi dei prossimi anni. L'aeroporto di Agrigento, continua Pisano, permetterebbe di servire tutta la Sicilia centro-meridionale, migliorando la mobilità interna e internazionale, dando un impulso decisivo allo sviluppo economico dell'area. A rafforzare questa prospettiva sono state anche le recenti dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che in occasione dell'Airport Day ha ribadito l'attenzione del governo sul progetto. Abbiamo, continua Pisano, sul tavolo il piano nazionale per lo sviluppo degli aeroporti. Tra le richieste esaminate vi è quella della comunità economica di Agrigento per la realizzazione di un nuovo scalo aeroportuale. Queste parole confermano che il momento è quello giusto. Oggi più che mai ci sono le condizioni affinché il futuro aeroporto di Agrigento venga finalmente realizzato. Non si tratta di un progetto irrealizzabile, ma di una infrastruttura strategica per il futuro della Sicilia e dell'intero sistema aeroportuale nazionale. Conclude Pisano, continuerò a battermi affinché questa grande opportunità diventi una realtà.